Vot dis dopo, Mosè acclamà Aaron, i suoi figli, gli anziani di Israele. E disse a Aaron, ciò un vidiel per sacrifici di espiazione e un roc per l'olocausto. Duci doi cinque pecis e offrisci al Signore. Tu disaras ai figli di Israele, ciò leit un bec per sacrifici di espiazione, un vidiel e un agnel, duci doi di un an cinque pecis per l'olocausto, un manch e un roc per sacrifici di comunione, di sacrificaio denanda al Signore e una oblazione tocciade tal vueli, perché voi il Signore si paleserà a voaltris. Allora loro, a menare in te tende de convigne, duce che aveva ordinato Mosè. Tutta la comunità si sdongià e si fermà a presenza del Signore. Disse al Mosè, questa legge che us ha ordinato il Signore, faseilo e la gloria del Signore us comparisarà. Mosè gli disse a Aaron, va donge dall'altar, offris il tuo sacrificio di espiazione e il tuo olocausto, e fas la funzione di espiazione per te e per tua famiglia. Presente anche l'uffiarte dal popolo e fas per lui la funzione di espiazione come che l'ha ordinato il Signore. Allora Aaron si sdongià dall'altar e al sacrificare il vidiel dal sacrificio di espiazione, cagliere per sé. I suoi figli i presentarono il sangue e lui al toccià il det, al bagnare i quarts dall'altar e al strucciarci cagliere vansat sul zoccolo dall'altar. Ma il gras, i rognons e il grob dal fiat de vittime di espiazione, gli brusà sull'altar come che il Signore aveva ordinato a Mosè. La ciar e la piel li sbrusata al fuoco fur dal campamento. Daspò al sacrificare l'olocausto. I figli di Aaron i presentarono il sangue e lui lo spargotà attorno all'altare. I presentarono anche la vittima dell'olocausto, fatte a tox e il ciaf e io brusà sull'altare. Allavà i budiei e gli stalpis e io brusà con l'olocausto pasore dall'altare. Poi dopo, al presentare l'uffiarte dal popolo, al ciolè il bec destinato al sacrificio di espiazione, lo sacrificà e al fare un sacrificio di espiazione compagno di pren. Poi all'offrì l'olocausto seon lis regolis. Poi al presentare l'oblazione al ciolè su un pugno in col e lo brusà sull'altare, implui dall'olocausto di buinore. Al sacrificare il manz e il roc a mu di sacrifici di comunione dal popolo. I figli di Aaron i presentarono il sangue e lui lo spargotà attorno all'altare. I presentarono gli spars grassis dal manzo e dal roc, la coda, il gras torator dai budiei, i rognons e il grob dal fiat. A metterono i gras sui pezzi e lui gli brusà sull'altare. I pezzi e la quesse diestre Aaron gli stiassà denanda al Signore come uffiarte talat di presentazione, come che aveva ordinato Mosè. Poi dopo Aaron, con gli mans alzati sviars dal popolo, lo benedì e, dopo di aver fatto il sacrificio di espiazione, l'olocausto e i sacrifici di comunione, al dismontare dall'altare. Mosè e Aaron a entrare in te tende de convigne, poi a esseren e a benediren il popolo e la gloria del Signore si palesà a tutto il popolo. De presenze dal Signore e salta fuori une fogole che consumà sull'altare l'olocausto e duci gras. Tutto il popolo che al viodeve al berlà di gionde e si buttà con la muse partiare.